La legge non è solo una parola. Dalla parte della legalità significa molto. La gente cambia perché ricorda. Quelli che non ci sono più, non credo fossero folli o votati al martirio. Erano persone semplici che credevano in cose semplici e a quelle cose sono rimasti fedeli fino all'ultimo. Io credo che i nostri avversari, che sono uomini anche loro, che si burlano delle nostre convenzioni, che godono nell'infrangerle, nel profondo del loro cuore abbiano paura di perdere, perché contro di loro c'è molto di più di una parola. C'è vita, speranza, memoria. Sanno che proprio i trionfi più clamorosi sono anche inevitabilmente i loro errori più grandi. Ritorna per il secondo anno consecutivo a Joppolo la Marcia per la Legalità, una manifestazione pregevole non solo per i suoi significati ma anche per gli ospiti che avete scelto in questa occasione. Sì, anche quest'anno abbiamo voluto rifare questo appuntamento per la Marcia per la Legalità, proprio per ricordare tutti coloro che sono caduti affinché la nostra terra sia liberata da quella che è, diciamo, il fenomeno mafioso. Oggi abbiamo la presenza di tanti ospiti, a parte tutta una numerosa delegazione dei sindaci di tutta la provincia, del presidente della commissione antimafia, il prefetto, il cardinale, il vescovo di Noto, proprio per essere un momento di incontro con i nostri ragazzi che vogliamo far riflettere su quella che è la legalità e il fenomeno mafioso che ha sconvolto la nostra terra. Che mi dite su questa giornata? Cosa avete organizzato con la scuola? Allora, abbiamo fatto questi questi striscioni per ricordarci che noi siamo lì, noi dobbiamo essere liberi e non dobbiamo aver paura di questi che ci fanno del male, ci vogliono fare del male. Com'è stata la marcia? Bella. Quanti anni hai? 5 anni. Sei venuta qui con la scuola? Sì, abbiamo stammato le manine. Vi state divertendo? Sì. Abbiamo fatto un dipinto. Tu ti stai divertendo? Sì. E di questa giornata cosa mi dici? È stata bella? Sì, molto bella. Un po' stancante, però divertente. Quanto sono importanti e belle manifestazioni come queste che mettono insieme le istituzioni, la politica, le forze dell'ordine per educare i bambini? Manifestazioni fondamentali. Ognuna di queste manifestazioni è talmente importante perché all'interno, nel cuore di ciascuno di questi ragazzi possa germogliare quel senso del rispetto delle regole e della democrazia. La mafia sono soprattutto gli atteggiamenti e gli atteggiamenti fanno tanto e noi ci accorgiamo che c'è una certa cultura, che cultura non è proprio perché è mafiosa, dove si creano le dipendenze, dove ognuno pensa di poter essere quello che può schiacciare il bottone e decidere la sorte degli altri. Mi permetto soltanto di dire una modalità di vita che noi la consideriamo poco pericolosa, ma che ritengo invece, soprattutto per noi adulti, molto pericolosa perché è distruttiva. L'indifferenza. La mafia è violenza, ma la mafia fa comodo l'indifferenza. Il dover passare diritti e fingere di non vedere per non impegnarci, questo è un atto di viltà, ma anche un atto di complicità. Bisogna saper vivere con coraggio e ognuno nel ruolo in cui si trova deve essere capace di decidere la sua sorte in modo che anche grazie a se stessi e grazie a lui gli altri possono vivere meglio. L'indifferenza è la forma più alta di violenza. Il dire in questo territorio c'è tanta violenza o altro, non posso farci niente, è schierarsi dalla parte dei prepotenti. Nel Vangelo si parla di 2 persone buone e brave che passarono diritte e quell'uomo restò a terra ancora più morto di prima perché aveva sperato che qualcuno si accorgesse di lui. E allora non dico l'augurio che ci facciamo perché l'augurio può dire pazienza, se ci riesco ci riesco. L'impegno da prendere
tutti noi che siamo qua su, voi che siete lì, è che davvero con coraggio rompiamo il muro dell'indifferenza e cominciamo a guardare al di là, perché tutto ciò che succede al di là del mio pezzettino di terra e di vita è importante e ha bisogno di me. Ricordo tutte quelle persone di cui abbiamo fatto i nomi, questo ricordo per me diventa preghiera, ma è preghiera anche perché ognuno di noi si senta protagonista di una storia nuova e di una storia bella. La Sicilia vuole cambiare, la Sicilia deve cambiare, la Sicilia cambia se noi cambiamo. Istituzioni, forze dell'ordine, sindaci, ma anche la Chiesa qui a questa manifestazione per educare i giovani al rispetto della legalità, partendo dai brutti episodi del passato, partendo da una lotta alla mafia. Lei questi messaggi li lancia da tempo sotto una forma accessibile e molto gradevole e incisiva, soprattutto per i giovani. Sì, io direi che soprattutto la Chiesa deve essere presente in queste manifestazioni, perché la Chiesa è impegnata come madre a una educazione profonda dei propri figli, e la Chiesa concepisce tutti gli esseri umani come propri figli. Siamo fatti per amarci, dice Neck, siamo fatti per amare nonostante noi. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che fossero vuote, stupide. Ed ecco l'essenziale. L'essenziale resta l'amore. L'essenziale resta l'amore, ma tu oggi l'amore nell'ipermercato come lo vivi? Attenzione, che Giuda tradì Gesù con un bacio. Dimentichiamo tutto con un amen. Amen. Vai. Amen. 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 E questo perché accade anche tra i cattolici? Perché anche i cattolici si sono intubati nell'ipermercato. L'ideologia dell'ipermercato ha distrutto tutto. Anche lei ha scelto di non mancare a questa manifestazione. Sono stato invitato dal sindaco di Opolo e sono contento di esserci stato. La politica pulita, ha bisogno di testimoniare la propria presenza, è un esempio al quale i giovani debbono sapere e poter guardare. Ricordare le vittime di mafia significa anche rinnovare in ciascuno di noi la consapevolezza che la mafia non si sconfigge soltanto con i carabinieri, con la polizia, con le forze dell'ordine e con i magistrati. Tutti siamo impegnati su questa trincea, ognuno col proprio ruolo, ognuno con le proprie forze. Qual è l'importanza di questa giornata rivolta soprattutto ai bambini? Per me è importantissimo perché si dà ai piccoli modalità e strumenti per capire quali sono le vie della legalità, come tutte le istituzioni insieme concorrono a promuovere il bene comune, il bene che non può essere legato alla malavita, che non può essere legato ad atti intimidatori e quant'altro, e quindi si comincia dalle scuole, si comincia da piccoli e si comincia dalla famiglia. Poi è bene che oggi i ragazzi ci vedano tutti insieme, per cui dalle forze dell'ordine e da tutte le, i sindaci del circondario, la Chiesa, la Commissione Antimafia all'Assemblea regionale, quindi tutti insieme per fare rete e per dare un comportamento che è un comportamento di legalità, di rispetto, di equilibrio, di serenità e di risorsa del territorio. Volendo-ci pensare, la ranna storia dell'uomo nasce da un fatto criminale. Abele fu ammazzato di Caino. Sì, Abele fu ammazzato di Caino. Chiangelo creatori per l'uomo senza onore, per l'uomo senza nome, per l'uomo senza dignità, per l'uomo senza pietà, che ammazza e non talia di tante Abeli sparsi per la via. La sanno padri senza figli e figli senza padri, soro senza frati e frati senza soro.
Madri senza figli, senza più lacrime e senza più consigli, famiglie disciutti, famiglie sconsolate, scacciati di la morti senza pietati, morti senza un motivo, morti senza una ragione, morti piccoli. Raffadali e Ioppolo collegate insieme in questa marcia per la legalità. Una marcia che serve per dare un segnale con persone che realmente credono e in modo disinteressato fanno un corteo contro la mafia e per la legalità e per ricordare tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per dare a noi quella dignità mancata. È una manifestazione di coloro che ci credono senza nessun interesse, non è un ritorno di natura economica e neanche vogliono qualche vessillo che li possa classificare come antimafiosi. Sono tutti giovani e i giovani sono quelli che devono lottare questa cultura mafiosa, così come diceva Paolo Borsellino, in cui vedeva nei giovani il futuro di questa terra. Bene, dobbiamo affidare a loro la nostra speranza e voglio concludere con una frase di Gesualdo Bufalino che dice che un esercito di maestri elementari possono realmente cambiare la cultura della mafia in Sicilia. Sindaco di Licata è stato chiamato come portavoce di tutti i sindaci della provincia alla luce dei fatti di cronaca che vi hanno coinvolto uno per uno. Lei ad esempio è stato vittima di un'aggressione che le ha rotto il setto nasale. Una testimonianza per dire che la mafia non è solo quella delle stragi o della coppola con il fucile, ma è anche quella che si purtroppo diffonde con gli atteggiamenti mafiosi e criminali, derivanti dal mancato rispetto delle regole e della legalità. Quindi per noi che stiamo sul fronte è fondamentale fermare tali principi di legalità e di rispetto delle regole. Un ruolo importante in questa manifestazione l'ha avuto l'ECS, che ha tenuto impegnati tantissimi giovani qui presenti. Noi siamo qui per salvaguardare quella che è la cultura del vivere sano, ma soprattutto la cultura della legalità. Siamo qua, lo stiamo testimoniando, i ragazzi sono stati bravissimi, le istituzioni presenti si sono dimostrate sensibilissime, questa è la cosa importante, perché il mondo della politica è quello che deve muoversi. Io sono felice di questa giornata, sono felice di tutte le persone che ci hanno aiutato, che ci hanno sostenuto, di tutti gli amministratori che hanno capito l'importanza reale di che cos'è il mondo della legalità in questa nostra terra di Sicilia, che è sempre additata come una terra non di legalità, ma io penso che la Sicilia e i siciliani meritano tanto altro e ci stiamo riscattando. Noi vogliamo affermare questo principio di legalità attraverso tre importanti elementi: l'arte, la cultura e lo sport. Difatti oggi scendiamo in campo con uno straordinario progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che stiamo attuando in questo periodo proprio nelle scuole superiori di Agrigento e provincia. Moltissime scuole hanno aderito e con questo noi vogliamo in qualche modo portare la voce della ECS, ma soprattutto la voce dell'onestà, la voce dei principi e della morale che vogliamo in qualche modo manifestare ai ragazzi. Anche Sergio Criminisi e le sue vignette qui a Ioppolo per la manifestazione per la legalità. Come vedete sulla vignetta è evidente proprio, non ci sono tante fasce tricolori che simboleggiano i sindaci, ce n'è una sola, proprio sta a significare questa unica fascia tricolore che tutti i sindaci di tutta la Sicilia unita deve combattere la mafia. La mafia come icona, io l'ho rappresentata come la piovra, ormai nell'immaginario collettivo è la piovra. Perché piovra? Perché la piovra ha 8 tentacoli che abbracciano, come potete vedere, appalti, omicidi, estorsioni e adesso io ho tagliato il tentacolo della droga, spero che sia il primo a essere eliminato. Lo faccio in diretta per voi, eccolo qua. Nel frattempo parlo. Che cosa sta facendo la Sicilia con la forchetta in mano e il coltello? Il coltello è il coltello della legalità. Solo con la legalità si possono tagliare i tentacoli, uccidere la piovra della mafia e verrà poi direttamente ingoiata dalla Sicilia stessa. Speriamo il prima possibile. Noi quest'anno, diciamo come secondo anno, partecipiamo a questa splendida manifestazione sulla legalità che il Comune di Ioppolo ha voluto organizzare. È una cosa veramente splendida perché diciamo, la cosa bella è che ci sono le varie scolaresche, perché io penso, anche perché io sono padre, che insegnare ai ragazzi sin da piccoli che cos'è la legalità è una cosa fondamentale per il futuro dei giovani.
Noi oggi siamo presenti qui non solo come servizio sanitario, ma per fare, diciamo, abbiamo delle tende dove facciamo vedere con dei filmati le nostre attività e poi faremo delle simulazioni di qualche incidente stradale e poi faremo vedere un caso di ostruzione pediatrica, che sono delle cose, specie diciamo, in questi eventi dove ci possono essere bambini, tutti noi dovremmo sapere, la popolazione dovrebbe sapere cosa fare in questi momenti. Anche noi siamo presenti a queste importantissime iniziative che ha avuto il Comune di Joppolo, questa è la seconda edizione, siamo presenti con il nostro ambulatorio mobile dove continuiamo a fare la misurazione del monossido di carbonio, diamo delle indicazioni sui corretti stili di vita, abbiamo anche l'alcol test e la misurazione della glicemia. Anche il movimento Agende Rosse è qui a Joppolo Giancaxio. Sì, noi siamo lieti di partecipare a questa manifestazione, vorremmo che ce ne fossero tutti i giorni perché sicuramente danno la possibilità di evidenziare il problema della mafia che ha necessità ancora oggi di essere posto in evidenza proprio. Diceva non a caso Paolo Borsellino di parlare sempre di mafia, parlarne sui giornali, in televisione, alla radio, è importante parlarne per fare rendere e dare consapevolezza alle persone. A proposito di lotta alla mafia, lei si è fatto promotore di una petizione. Sì, dopo il mandato in onda del programma Porta a Porta, dove si è visto come ospite il figlio di Totò Riina, ho lanciato una petizione su change.org. La petizione serve a cacciare via Bruno Vespa proprio dalla RAI e quindi far chiudere Porta a Porta una volta per tutte. Qual è l'impegno di Mondo Altro in questa manifestazione? Siamo qui per presentare tutte le attività che facciamo e soprattutto per dire, come ha detto il Vescovo oggi sul palco mentre portava i suoi saluti, per dimostrare che ci vuole l'impegno di tutti noi. Infatti la nostra fondazione si chiama Mondo Altro perché speriamo di poter creare un mondo altro già su questa terra. Legambiente per il secondo anno consecutivo sceglie di aderire a questa manifestazione. Sì, aderiamo perché comunque ormai con il Comune di Joppolo intratteniamo una serie di relazioni e promuoviamo insieme una serie di iniziative che sono molto importanti e per la promozione di questo territorio, ma soprattutto per la promozione di alcuni valori importantissimi. Lei è uno degli ospiti di punta di questa manifestazione, ha scelto di partecipare e inaugura anche l'estemporanea di pittura, visto che lei è un grande esperto d'arte. Sì, condividere soprattutto con le nuove generazioni il valore del futuro. Un futuro che solo in nome della bellezza e della conoscenza e dell'arte, ecco, si può riparlare di quel valore di essere e non dell'apparire. Ai giovani bisogna restituire il senso dell'essere, il valore. E questo di oggi è sicuramente stata una giornata importante, perché i ragazzi hanno assistito a degli incontri importanti di etica. Abbiamo parlato non solo di quella mafia come lotta, ma anche di una legalità, che si può parlare di legalità solo quando si parla di conoscenza, quando si parla di cultura. Nella vita bisogna scegliere se essere schiavi o liberi e la libertà la restituisce sempre la cultura. Questo dovremmo comprendere e questo dovremmo rispettare soprattutto per le scuole. La testimonianza di questi ragazzi che così in maniera estemporanea stanno restituendo anche col loro disegno un valore etico in nome di quella legalità è sicuramente una via di bellezza. Una manifestazione di successo che ha visto diversi momenti di riflessione, momenti di gioco, momenti di intrattenimento, momenti possiamo dire anche di preghiera, momenti istituzionali, tutti in un'unica direzione. Vero, è stata una giornata molto intensa, ma soprattutto ha avuto alla base una cosa molto forte. Siamo partiti dal ricordo delle vittime di mafia. I ragazzi hanno portato durante la marcia un badge dove era segnato il nome di una vittima. Abbiamo chiesto a loro di prendere l'impegno e imparare durante questo anno che ci vedrà quasi in preparazione alla prossima edizione, imparare a conoscere questa persona, la loro storia, il perché li hanno ammazzati. È da qui che parte il rispetto per la nostra storia, ma soprattutto la vera cultura contro la mafia, contro la cultura mafiosa che ci vede molte volte sottomessi, sottosviluppati. È dal rispetto della natura umana che viene offesa, viene uccisa da chi pensa di essere più forte e quindi il bisogno è proprio di impegnarsi a che valorizziamo ogni momento della nostra vita, a che questo valore
proprio la vita venga esaltata in tutte le sue forme. Oggi è stato un grande momento in cui abbiamo condiviso molte cose, abbiamo condiviso l'arte, la cultura, la musica, tu dicevi la preghiera, perché la presenza di Monsignor Staglianò ha segnato sicuramente un momento molto forte, molto importante, questo nuovo modo di comunicare con i ragazzi che partendo dal Vangelo arriva non a leggere il Vangelo, ma a leggere con i testi di Noemi, Menconi, Battiato e tanti altri artisti, a leggere quello che i ragazzi già sanno, quello che già imparano attraverso le televisioni, attraverso Sanremo, imparano veramente dei messaggi molto forti, ma alle volte sono tanti questi messaggi che non capiscono nemmeno quello che ascoltano. E Monsignor Staglianò è stato bravo, cantando queste canzoni, a ricordare loro l'importanza anche di questo gesto di cantare le canzoni dei VIP o dei cantanti che si amano. Abbiamo sentito poco fa anche Antonio Presti, il grande mecenate imprenditore che sponsorizza progetti di riscatto del territorio attraverso l'arte, la realizzazione di sculture e installazione dagli anni 80 ad oggi. Abbiamo chiesto a lui di mettere radici a Joppolo, perché l'arte scatena la creatività, scatena la vita, ma soprattutto non può essere imbrigliata né dalla politica né dalla mafia. La libertà del cuore, la libertà della cultura veramente aiuta a crescere. Noi siamo istituzione e noi oggi abbiamo voluto mettere dentro tutto questo, anche allo sport, l'ACS, l'ACLI e tanti altri volontari che oggi hanno dato grande testimonianza di come ci si può impegnare nel sociale, a dare testimonianza di come difendere la vita, di come vivere sui temi della legalità, nonché alla difesa delle discriminazioni, Lega Ambiente, la Caritas Diocesana, la Gente Rosse, l'ASPE che ha fatto una grande prevenzione di salute pubblica e molti ragazzi si sono avvicinati al camper mobile. Ecco, tanti messaggi che apparentemente sembravano stonati fra di loro, oggi quasi un maestro dietro la porta era lì a suonare uno spartito e ha permesso veramente che l'orchestra tirasse fuori una sinfonia di grande significato. Io auguro veramente che i semi oggi che abbiamo lanciato nei cuori dei ragazzi, degli adulti che erano anche tanti in mezzo a noi e soprattutto i sindaci che erano presenti numerosi possano avere questo segno dentro se stessi e che possano tradurlo in vita nelle loro istituzioni, nei ruoli che assumono ogni giorno, lanciare questi grandi messaggi a sostegno della vita e del territorio. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio in coscienza. Ricordati di ricordare coloro che caddero, lottando per costruire un'altra storia e un'altra terra. Ricordali uno per uno, perché il silenzio non chiuda per sempre la bocca dei morti.